Domenica 21 dicembre si è tenuta la terza edizione di Ator Pator, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall'Associazione Sportiva Keep Moving di Udine. Il percorso, con partenza dalla località di Beivars, nell'immediata periferia udinese, si è addentrato in un territorio ricco di storia, da Godi a Beivars, attraverso i prati stabili del Parco del Torre, alla scoperta di antiche fornaci, borghi, mulini, rogge e orti urbani. Uno degli obiettivi di questa manifestazione podistica è proprio la valorizzazione di questo patrimonio rurale, storico, paesaggistico e ambientale. Ogni territorio possiede delle peculiarità che lo rendono unico. Anche l'area di appartenenza più povera di risorse testimonia la sua unicità, fatta di ambiente, uomini e attività che nel corso dei millenni hanno lasciato le loro tracce evidenti. Amis di Via Roma e di Donaz. Bene, ben ritrovati. Siamo con la presidente Margherita Calligaro dell'Associazione Dilettantistica Keep Moving Udine. Si è appena archiviata questa terza edizione di Ator Pator, questa bellissima marcia non competitiva che abbiamo organizzato quest'anno qui in località Beivars alle porte di Udine. Una bella edizione, c'è stata una buona partecipazione, l'organizzazione direi che è stata ottimale, tutti i volontari si sono impegnati moltissimo per allestire tutte le postazioni, il percorso è stato ben disegnato e mi sembra che sia stato gradito. Dunque Margherita, mi sembra che possiamo fare un bel bilancio di questa giornata, è stata una bella giornata di sole, abbiamo corso in compagnia, mi sembra che le impressioni dei podisti che anche abbiamo raccolto così lungo il percorso e anche qua al traguardo siano positive. Fai magari un bilancio di questa giornata. Sì, quest'anno è stata una bella giornata piena di sole, mentre l'anno scorso era la nostra prima edizione, avevamo anche il brutto tempo e la non esperienza, quindi quest'anno diciamo che siamo soddisfatte dei risultati ottenuti, le persone che hanno corso e partecipato sono state contente del tracciato e del servizio che abbiamo dato e speriamo che le persone abbiano anche potuto cogliere sul percorso dei posti che normalmente magari noi non conosciamo o comunque non abbiamo mai visto, tipo i mulini, il lungotorre, e quindi abbiamo cercato anche di valorizzare quello che è il percorso che magari uno conosce per sentito dire o che magari non ha mai visto, quindi abbiamo cercato anche di fare anche un bel percorso valorizzando il territorio. Devo dire che per il momento siamo contente e soddisfatte, poi faremo sicuramente un resoconto e cercheremo comunque sempre di migliorare il nostro servizio e questa manifestazione. Sì, quindi la manifestazione conclude questo 2014, approfittiamo magari per fare anche noi un piccolo bilancio della nostra attività. Mi sembra che sia stato un anno intenso, no? Il gruppo è cresciuto,
sia nei numeri di partecipanti, ma anche mi sembra nel gradimento, nella partecipazione, un pochettino di tutto, tante idee, insomma, magari ecco, riassumici quest'anno e i programmi un pochettino guardando all'immediato futuro, al 2015 per l'associazione Keep Moving. Ma quest'anno è stato un bell'anno e oltre tutte le nostre attività abbiamo fatto anche finalmente siamo riusciti ad avere la nostra sede, una bella sede grande, quindi questa diciamo è la novità assoluta dell'anno, oltre appunto a tutte le altre nostre attività, quindi le gare competitive, quelle non competitive, i nostri programmi poi di allenamento per gli adulti, per i bambini e le varie attività che facciamo. E per il prossimo anno sicuramente porteremo avanti tutti questi progetti, poi noi siamo un gruppo abbastanza vivace con tante idee e fantasia, quindi sicuramente metteremo in campo qualche novità e inseriremo delle cose nuove, comunque miglioriamo sempre già quello che abbiamo seminato. Bene, siamo dunque alla fine dell'anno, approfittiamo allora per fare gli auguri a tutti i nostri soci, a tutti i nostri simpatizzanti, a tutto il mondo podistico direi, cosa dici? Auguri a tutti di buon Natale, buone feste e sicuramente un buon inizio dell'anno nuovo. Bene, auguri a tutti quanti, alla prossima!